Io ho visto due cagnolini, uno era cresciuto in Sardegna e l'altro era un cagnolino cresciuto a Napoli, li mettevano insieme per far nascere una nuova razza, però non gli davano da mangiare, di conseguenza si scontravano per il poco che avevano da mangiare, cioè, avevano visto un osso, allora tutti e due si sono avventati nell'osso e chi l'ha spuntato? Il cane napoletano, e il cane sardo, c'è, ma rifrega. Mi sono fatto fregare, adesso rimango senza mangiare. Ma siccome io mica sono un cane sardo, ma mica sono dei generucci. Gli chiedo di dove sei? Lui mi dice di Napoli. Lui come dice na, apre la bocca e io le prendo addosso. Non la può comprendere. Allora il cane sardo si avvicina, scusa, me lo puoi dire di dove sei? Il cane napoletano, di Napoli, come apre la bocca, ha preso l'osso, adesso l'osso ce l'aveva il cane sardo, il cane napoletano comincia a pensare, mi sono fatto fregare da un cane sardo, ma io adesso lo ripago con la stessa moneta, gli vado vicino e gli chiedo, e tu, di dove sei? E lui mi dice, di Cagliari, e io gli prendo l'osso, come dice gli prendo l'osso, allora che si avvicina, scusa, ma tu di dove sei? E il cane sardo, del Serrente.